Buongiorno Italia, ci abbiamo messo solo un mese per decidere, ma ora è tutto pronto per il raduno. Il raduno si terrà sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020. Cazzo, è preciso. Questa volta proviamo un posto nuovo, questa volta ti porto a Morsano al Tagliamento. Morsano al Tagliamento era già stata puntinata come zona. Se tu vai su YouTube digiti nella ricerca Morsano al Tagliamento puntine, così lì vedrai il video che avevo girato a Morsano al Tagliamento con i Van Dogs e il vecchio Van Life e Ezio, esatto, eravamo noi tre. Allora, su Google Maps dovrebbe esserci scritto Parco delle Statue Morsano al Tagliamento, ok? In ogni caso, sul gruppo Facebook metterò la posizione GPS, oppure chiedimela qui sotto nei commenti se mi dimentico di metterla, che così metterò anche la posizione GPS. No, non c'è carico e scarico, a meno che tu non voglia fare una cosa proprio wild di caricare dal fiume come aveva fatto qualcuno all'epoca in montagna. Sì, ho fatto anche quello. Ma in ogni caso mai paura. C'è l'area camper gratuita di Valvasone a 19 km esatti da dove siamo noi. Così metti uno arriva prima o vuole stare qualche altro giorno dopo il raduno, si può visitare il borgo di Valvasone, che è una figata pazzesca, o magari si può andare anche a mangiare la pizza. Faccio pubblicità gratuita perché merita il posto, non è economico, non è chissà che bella pizzeria eccetera, ma fanno di quelle pizze pazzesche. Pizzeria Marasca. Ogni tanto trovi quegli impasti strani a radicchio, all'aloe, ai grani antichi. Vai, no, bisogna che mi faccio pagare però da Pizzeria Marasca. Cioè, signori della Pizzeria Marasca, con tutta la pubblicità che vi faccio ogni volta, rimango una pizza gratis a Singano, dai! Io la butto lì, facciamo come sempre. Allora, premesso che ognuno è libero di fare quello che vuole, può mangiare da solo in camper, può fare quello che vuole assolutamente, però ogni volta abbiamo fatto così, che ognuno porta quello che vuole, tra virgolette per sé, nel senso come quantità, ok? Quindi come quantità porta per sé, Google non sto parlando con te, o un po' più abbondante, no? Ecco cosa ho trovato. Cosa hai trovato? Coronavirus, le ultime notizie? Cioè, cosa ha trovato sta qua? Ma roba da matti. Vabbè, insomma, facciamo come i China, mettiamo tutto sopra il tavolino e ci si gira, no? In modo che, faccio un esempio, uno fa la pasta al pesto, l'altro fa le cotolette, un altro fa il riso e gamberetti, invento cose a caso, poi vi girate, si gira il tutto quanto e ognuno mangia un assaggino un po' di qua, un po' di là, come i China, è una cosa abbastanza China. È uguale da bere, stessa cosa, cioè può essere a chi piace la birra, chi il vino, chi il prosecco, ognuno porta quello che piace a sé e dopo si butta là. Ricordi che una volta abbiamo corso il rischio che non bastasse la bibita. È successo, incredibile, ma è successo. Allora, se fa freddo, beh, chiaro, vale l'eterna regola delle puntine del mondo che ognuno fa quello che vuole, quindi se uno è stanco, uno ha freddo, qualsiasi cosa, vuole andare dentro in camper, tranquillo, cioè ognuno fa quello che vuole, non c'è nessun programma, non c'è nulla di nulla, libertà assoluta anche nei raduni. In ogni caso, ovviamente, si sa che si starà in compagnia, si starà fuori, quindi abbiamo scelto, come sempre, un posto dove in teoria si possono fare i fuochi, cioè si possono sì fare i fuochi, ma in teoria c'è legna in abbondanza, quindi a meno che non siamo sfortunati la troviamo bagnata che ci impuzzentiamo, no? Come ogni tanto accade, però insomma spero di no. Quindi fuocherelli per scaldarci ce ne sono.
Se piove il giorno prima scriverò sul gruppo Facebook che il raduno è stato annullato. Diciamo che sul gruppo Facebook ci sono sempre gli aggiornamenti, no? Sia per quanto riguarda i raduni che altre cose. È la piattaforma un po' più in tempo reale, no? Hai capito? Al contrario del canale, che le robe arrivano di solito un mese dopo. Però insomma si spera che non piova, e da quello che ho sentito dire in quel periodo dovrebbe esserci anche un po' di schiarita e di bel tempo, speriamo. Certo, ovviamente, essendo la regola base delle puntine del mondo, appunto, che ognuno fa quello che vuole, è chiaro che puoi portarti anche il cane. L'unica cosa però, mi raccomando, di tenerlo al guinzaglio. Questo perché c'è il CP e c'è la Zoe. Non scendiamo nei dettagli, diciamo che se un cane va sotto al CP o alla Zoe succedono cose molto 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 gravi. Certamente che puoi portare i bambini, però mi raccomando, fammelo sapere o nei commenti o sul gruppo Facebook o su YouTube, dove vuoi, ma fammelo sapere, perché ci sono state delle volte che sì, c'era un bel gruppetto di bambini, e a volte che magari c'era un bambino e poretto lui ha detto cavolo, sono da solo, e capito, non è bello. Quindi da sapere che se riusciamo a fare un gruppetto di tot bambini va bene, ma che magari non arrivi una famiglia con un bambino o due bambini soli dello stesso gruppo, hai capito, e dopo è brutto, hai capito. No, tu non devi assolutamente prenotare, vieni quando vuoi, fai quello che vuoi, l'unica cosa appunto a farmi sapere è quella dei bambini, quella lo ricordo che è così. I dettagli li trovi tutti qui in descrizione, che sia il gruppo Facebook o che sia il canale YouTube. Eventualmente, se mi sono dimenticato qualcosa, tipo le coordinate GPS eccetera, fammelo presente. Bene, da Singano è tutto, questo è stato un video falsissimo. Cioè no, aspetta, il raduno è vero, però guarda qua, me l'ho scritto tutte le domande. Ciao!